Salve, invito Sabatina. Ok, oggi saremo in diretta. Ciao Sabatina. Buonasera, ciao, come stai? Buonasera. Bene, bene, tu? Bene, però non ti vedo, non riesco a vederti. Eccoti Ok, qua. ok, ciao. Allora, è la mia prima diretta, quindi sono un po' emozionata. Sì, anche io sto E- provando a valutare se funziona l'auricolare, penso che andrà veramente tutto bene. Ok, perfetto. Ci tenevo a presentarla. Prima di tutto, non so se molti la conoscono, ma penso di sì. Sabatina è una scrittrice, ma soprattutto è una poetessa e ho letto già un suo libro di una sua raccolta di poesie davvero bellissime. Allora, prima di tutto, diciamo che questo è il tuo primo romanzo, cioè il tuo primo vero romanzo, diciamo, perché hai scritto solo una raccolta di poesie. Eh, Origami è un romanzo che quando lo leggi senti la leggerezza, e questa è anche cioè, dalla copertina del libro. Allora, mi viene da chiederti come mai questa scelta? Allora, prima di tutto, ciao a tutte, ciao a tutti, vi saluto, io mi chiamo Sabatina e sì, ti volevo ringraziare Ilaria per questa opportunità, per questa diretta. Sembra che riusciamo a sentirci bene. Tu mi senti Sì, bene? sì, sì, Ok, benissimo. allora l'occasione è proprio quella di presentare questo libro che si chiama Origami, appunto. Sì, in effetti mi hai domandato della copertina. Io avrei potuto, ma si sente un po' una eco, no? No. Probabilmente l'auricolare. Allora, in effetti sì, la copertina io avrei potuto anche gestire la copertina in modi differenti, magari fare una copertina più digitale o non so, ci sono vari modi di fare una copertina al romanzo. Però mi è piaciuto fare una copertina del genere perché era il richiamo carino alla farfalla, all'origami di carta e appunto proprio perché per le farfalle anche Nabokov è un grosso appassionato, come sappiamo tutti, di farfalle. Quindi ho cercato di unire sia il richiamo appunto al libro che si intitola proprio Origami e sia la passione per Nabokov. Ok, perfetto. Io non ti nego, scusi. Ok, scusa, mi stavano chiamando. Allora, non ti nego che da sempre mi affascina il mondo dell'Oriente, quindi quando ho letto il titolo ho subito pensato al Giappone, a questo ambiente così particolare e così diverso. Ecco, perché il titolo? Cioè, perché proprio origami? Allora, il romanzo si chiama Origami per tante ragioni. Una di queste è appunto quella che vede uno dei fatti principali che accade alla protagonista. La protagonista è una giovane bibliotecaria che diventa presto orfana di genitori. Quindi i nonni la invogliano a... Aspetta che ok, ti avevo perso. Ok, mi senti adesso? Sì, sì, adesso ci sei. Credo sia un problema di connessione. Proviamo a valutare. Se mi perdi di nuovo, passo alla 4G perché adesso Va starei con il bene. wifi. Allora, in effetti sì, quindi stavo raccontando che il termine origami deriva proprio dal fatto che i nonni di Olga spingono la nipote a costruire degli origami di carta. Ok, ti ho perso di nuovo. Prova a vedere se così andiamo meglio. Ok. Proviamo, che dicevamo che i nonni quindi spingono Olga a fare degli origami.
Sì, così mi vedi, ci siamo? Sì, sì, ti Ho vedo. tolto il Pare di wifi, sì. sta in 4G, Speriamo. proviamo a valutare perché si chiude anche la telecamera, quindi non saprei se la connessione o la telecamera. Allora, quindi sì, i nonni spingono Olga a fare degli origami, questi origami che poi sarebbero serviti ad Olga per invogliarla nella lettura dei libri e il nonno li avrebbe poi gettati al fiume, un po' come l'usanza, ci sono tante usanze in Giappone. Tanti secoli fa si aveva anche l'usanza di queste bambole, delle ina ningyo, che si mettevano proprio nel fiume e si lasciavano andare alla corrente. E un po' questo richiama un po' l'usanza delle bambole lasciate andare così alla corrente, quindi io invece l'ho trasformata negli origami. Quindi sì, proprio da questo evento, da questo aneddoto prende il nome il romanzo Origami, che è intessuto comunque di tanti richiami alla cultura giapponese. Sì, sì, infatti leggendolo ho notato molto questa richiamo a questa cultura. Parliamo di Olga. Allora, Olga è un personaggio particolare, è un personaggio che crea altri personaggi, che cerca altri personaggi, un po' come a voler colmare quelle ombre che ha, diciamo, attorno a sé nella sua vita. Ecco, pure le ombre, no? Appartengono a questo romanzo e mentre leggevo di Olga mi chiedevo come ti è venuto in mente il personaggio di Olga. Allora, i motivi sono tanti, veramente i motivi sono tanti, così come i motivi per cui si scrive un romanzo. Ehm, quindi in origine perché ho scritto questo romanzo e perché poi ho pensato ad Olga? Allora, per esempio, Alice Munro dice spesso nelle sue interviste che lei ha. Aspetta, ok. Non so perché mi perdi, non mi è Non lo chiara so. questa cosa. Allora, lei ha iniziato, stavo dicendo, di Alice Munro, mi Sì, segui adesso? sì, Allora, sì. io non so perché mi perdi, perché io di solito le ho fatte le dirette con il telefono e il telefono non si oscurava, si oscura, non so per quale ragione. Io Va. non lo so. Non lo so se è un fatto che il telefono dopo un poco toglie la luminosità o se proprio tende a oscurarsi. Non mi è chiaro, in tutta onestà. Proverò Non... a cliccare sempre col dito, magari se faccio col dito continuamente non si oscura. Allora, ti stavo dicendo che, ad esempio, ogni scrittrice ha un suo motto di come ha cominciato effettivamente a scrivere il romanzo. Sì, Alice Munro ha cominciato guardando La Sirenetta, quindi era bambina, avevo visto questo cartone animato della Sirenetta, quindi è uscita, poi si è messa a girare su se stessa e ha iniziato a voler sentire di raccontare. Mm. Anche io da bambina, perché dico spesso che ho iniziato a scrivere da adolescente, però anche io da bambina ho visto tanti cartoni animati e sì, effettivamente è proprio da bambina che forse ti viene la voglia di raccontare e ancora prima dell'adolescenza. Nell'infanzia ti viene proprio voglia di raccontare. Quindi sì, anche a me, vedendo questi cartoni animati, soprattutto Pocahontas, mi è venuta voglia di raccontare qualcosa che fosse divertente, ma che servisse anche a raccontare una civiltà, una verità. La favola di Origami non è un cartone animato, non ne hanno tratto un cartone animato, anzi, ci sono dei riferimenti che non so se hai potuto già leggere e vedere, però ci sono dei riferimenti anche drammatici che io ho voluto citare anche della storia che appartiene comunque alla storia non solo giapponese, ma alla storia proprio dell'umanità. Ad esempio faccio riferimento a Sadako Sasaki, che è appunto questa bambina che è morta di leucemia. Oggi noi abbiamo delle cure per delle forme di leucemia, in particolare sono state scoperte negli ultimi anni
in modo sensazionale, perché sono grandi scoperte, proprio di quelle grandi scoperte che hanno a che fare con la ricerca scientifica e che a vantaggio dell'umanità sono state scoperte degli inibitori di recettori per alcuni tipi di leucemia. Nel caso invece di questa ragazza che è morta di leucemia linfoblastica acuta, che è una leucemia che è data proprio dalle radiazioni elettromagnetiche, dalle radiazioni, questa bambina è descritta in vari romanzi, alle volte seppure romanzato, si è venuto a creare una sorta di favola intorno al destino di questa ragazzina, perché è morta a 11-12 anni. E lei dice che c'entra il discorso perché l'ha inserito in origami, perché diversi monumenti sono stati eretti, ne conosciamo due, uno a Seattle e uno proprio a Hiroshima nel Parco della Pace, che vedono questa ragazza con questi origami, perché nel momento in cui lei ha saputo di avere questa forma di leucemia grave, quindi 11 anni dopo lo scoppio della bomba, quindi stiamo parlando che dal 1943, poi nel 1954 la bambina si è ammalata, aveva circa 11-12 anni, e in effetti la leggenda, anche la storia vera, racconta che il padre le avesse raccomandato di fare tanti origami, perché arrivata a 1000 origami si sarebbe avverato un grosso desiderio. Allora, nessuno sa effettivamente a quanti origami è arrivata la bimba in ospedale, però tante altre bambine e bambini come lei si erano ammalati e quindi questa forma di leucemia prevede addirittura pochi mesi di vita. Lo vieni a sapere sì dopo 11 anni che le radiazioni hanno colpito il tuo corpo, l'onda d'urto, anche perché questa bimba era appena nata, era nata da poco nel momento dello scoppio della bomba di Hiroshima, però essendo che lei viveva con la sua famiglia a circa 1,5 chilometri, 2 chilometri dal centro della radiazione, è stata colpita in pieno dall'onda d'urto, è stata colpita in pieno, quindi già effettivamente è sopravvissuta all'onda d'urto, però effettivamente non è riuscita a condurre una vita normale e quindi poi con i fondi che si sono venuti a raccogliere degli amici di scuola, di tutti quelli che la conoscevano, si è eretto questo monumento per la pace. E quindi sì, in effetti anche questo richiama la cultura degli origami in Giappone, perché gli origami che voleva costruire e che costruiva in effetti la bambina in ospedale erano gli orizuru, che non sono degli origami a caso, sono gli origami quelli a forma di gru. Ah, L'origami che c'è sulla copertina è un origami classico a forma di farfalla, però noi sappiamo, come ho spiegato anche nel libro, che gli origami sono di forma modulare. Io ho studiato anche dei professori di fisica che li ho elencati nel blog che ho, Tableau Vivant. E sì, in effetti si fanno degli studi intorno ai modi migliori anche alla fisica, alla matematica, intorno ai modi migliori di piegare la carta. In effetti, origami, proprio la parola origami, kami, in giapponese sa significare kami sa significare sia dei che carta. Ed è proprio una cultura che deriva dalla religione shintoista. Quindi nel momento in cui si piega la carta, avvengono delle reazioni su più parametri, parallelamente si incrociano più reazioni. C'è la possibilità di allontanarsi dalle negatività, c'è la possibilità di avvicinarsi alla divinità. Quindi piegare la carta, l'arte di piegare la carta, soprattutto insegnata ai bambini, è un'arte che prevede la- la dimestichezza non solo con la dimensione puramente manuale, quindi l'amore anche per l'artigianato in un certo qual modo, ma è un amore proprio per coltivare lo spirito attraverso la creazione di un qualcosa che possa avvicinare alla divinità.
E in effetti il Giappone è permeato da queste credenze che hanno a che fare col folklore, ma hanno anche a che fare con la religiosità, con la forma che hanno di rapportarsi proprio alla divinità. E quindi la scoperta di Olga, perché mi hai chiesto perché Olga, quando scrivi un romanzo è un po' come apriti sesamo. Olga è stato il mio apriti sesamo e quindi io l'ho vista la protagonista insieme a tutte le altre, perché come hai visto ce ne sono tante di protagoniste Sì. femminili e in effetti è capitata perché il romanzo sulle biblioteche lo desideravo da diversi anni. Però mi serviva descrivere una protagonista proprio come Olga, un po' sbarazzina, un po' distratta, un po' vittima anche della magia del mondo di Itaque, proprio appunto per descrivere il suo destino. Ed Olga era l'unica che poteva farlo. Se avessi fatto dal punto di vista di un fratello, di uno zio, di un amico, sarebbe andata tutta diversamente. Invece mi è piaciuto proprio scoprire Olga. Sì, mi è piaciuto molto dedicarmi a lei come personaggio chiave. Sì, devo dire che è veramente, veramente ben strutturato come personaggio, mi è piaciuto molto. Inoltre ho notato che comunque è circondata da persone che la consigliano, però comunque lei sa che determinati consigli non sono praticabili, quindi rinuncia ad ascoltare dei consigli. Questa è una cosa che non è sempre facile. Cioè, a volte quando ci si affida a qualcuno per chiedere un consiglio ci si lascia trasportare. Invece Olga è un personaggio che riesce a comprendere quando un consiglio dato da qualcuno, che sia la migliore amica, che sia un amante, che sia il marito, lei riesce a stabilire se è un consiglio da seguire o se è meglio lasciar perdere. E questo è una cosa che è difficile da fare nella realtà. Quindi Olga è un personaggio davvero, davvero bello sotto tanti punti di vista. Una cosa che invece mi ha colpito molto e che reputo che sia una cosa importante è appunto il tempo, cioè comunque creare un origami richiede tempo e pazienza. Ecco, il tempo è un fattore importante sia nel romanzo che nella vita di tutti i giorni. Ecco, quanto è importante per Olga come personaggio e quanto invece è importante per te come scrittrice, Allora, come sì, persona. per quanto riguarda la considerazione sul tempo è un po' complicato riuscire a definirti un poco che tipo di struttura ho deciso per il tempo di origami. Allora, io venendo dalla scuola di Nabokov e venendo quindi da questo tipo di letteratura ho approcciato alle digressioni e ai flashback in un modo un po' articolato. Se tu vedi il romanzo non ha un andamento diacronico, non va attraverso il tempo della vita e copre tutto il destino di Olga e di alcuni personaggi satellite, però sappiamo che ci sono delle digressioni, dei rimandi, il tempo in un certo qual modo è protagonista anche lui del romanzo, quindi vediamo che magari un episodio che è accaduto prima viene descritto dopo e ad esempio il matrimonio o i funerali o alcune disgrazie che capitano ai Miso vengono descritte in tempi diversi rispetto al tempo vero del racconto. Sì, in effetti questo è dovuto anche al fatto che il tempo mi serviva a rendere anche a me stessa più emozionante, più stuzzicante la narrazione. Ehm, Seguire un andamento un po' noioso della vita di Olga non mi affascinava. Il romanzo doveva piacere prima di tutto a me. Quindi ho Beh, cercato di scrivere in un modo avvincente quello che accadeva secondo quello che si poteva pensare che accadesse. Quindi in un modo o nell'altro mi è stato molto d'aiuto anche coltivare la letteratura orientale. Eh, sì, in effetti io ho anche approcciato a questo tipo di romanzo che richiama molta letteratura orientale dopo aver letto Murakami,
E dopo aver letto Oe, Ishiguro, tanti scrittori giapponesi che hanno fatto la storia della letteratura mondiale, soprattutto in Murakami, basta pensare a Kafka sulla spiaggia, o tanti altri romanzi di Murakami, tutta l'atmosfera è permeata da un realismo magico. Tutto è magico, però potrebbe in un certo modo accadere, in una Certo, dimensione potrebbe comunque accadere. Ed è proprio questo tipo di scrittura che ha influenzato il modo che ho avuto di approcciare al tempo nel romanzo. Comunque è un romanzo dei primi anni del 2000, quindi risente di tutte le influenze che ci sono intorno. certo. E tornando sempre a Murakami, no, ho notato all'interno del romanzo anche delle citazioni di Sì, sì, io. Murakami, di Montale, ecco. E quindi diciamo che questa scelta è data proprio dal fatto di una passione per questo autore, per questo genere. Una passione vera e propria non la definirei semplicemente perché non lo conosco. Noi non abbiamo rapporti con questi scrittori, nel senso che una passione si può sviluppare magari con una persona che giornalmente ti propone un input. Allora, ti propone un input, tu ti appassioni, subisci una passione, perché la passione per definizione è una cosa che subiamo. Si potrebbe dire che io sono appassionata ai suoi romanzi, però purtroppo non l'ho mai conosciuto e non lo seguo, essendo lui comunque distante, perché lui insegna in America, è distante, però ecco, mi sono appassionata a quello che lui ha scritto anche sulla sua biografia, per esempio L'arte di correre. È un libro che Murakami ha scritto definendo quello che faceva prima di una corsa, perché lui corre, lui è un amante della corsa, delle maratone proprio, e mi è piaciuto tantissimo vedere lui come approcciava il discorso, come pensava intorno proprio alla corsa, e in quello sì, mi sono affezionata molto a lui come persona, molto, al di là dello scrittore. E in questi anni ho dedicato diversi pensieri, in diversi momenti importanti a Murakami, al punto tale che nella prefazione del libro, prima della prefazione che ho scritto, c'è appunto una citazione dalla Strana Biblioteca, che è Ilaria, un libricino piccolino, molto piccolo, però è permeato anche la Strana Biblioteca del realismo magico di Murakami. In Murakami c'è molto shintoismo, molto. Tutto è permeato da spiriti, da presenze, da rimandi. Le scelte dei personaggi sembrano quasi scelte talmente destiniche da avere conseguenze come le risoluzioni che avvengono una dopo l'altra, reazioni a cascata. Quindi nel momento in cui tu fai una piccola operazione, una piccola azione, c'è una reazione a cascata di tutte le altre azioni. E questo è un po' diverso da tanti romanzi che invece abbiamo letto che che non danno un peso così amplificato rispetto all'azione di un personaggio. Questo è un po' la sua Weltanschauung, la sua visione di vita, che da un movimento, da un effetto del protagonista, poi si ripercorre tutto il fine anche destinico e del romanzo. E anche nella Strana Biblioteca un po' si nota questa amplificazione, si nota questo rimando filosofico al modo di intendere la vita che hanno anche gli orientali e soprattutto. Sì, infatti è molto Murakami, non ho avuto il piacere ancora di leggerlo, penso che sia uno di quegli autori che devi trovare il tempo. Io sono sempre stata del parere che un libro ha bisogno del suo tempo per essere letto, perché non tutti i libri li puoi apprezzare nel momento in cui li leggi, quindi secondo me per ogni libro c'è il suo tempo per essere letto, apprezzato, amato oppure odiato, cioè dipende, non è che devi per forza amarli tutti. Una cosa che invece mi è piaciuta moltissimo è la doppia prefazione. Sì. Hai usato la doppia prefazione e questa cosa qui come ti è venuta? Allora, la doppia prefazione, in parole povere, viene comunque da Nabokov, perché Nabokov ha un modo di raccontare che è proprio del flusso nabokoviano, del rapporto col lettore come narratore.
Quindi lui si mette là e ti descrive tutta la storia in modo così sensazionale, lui è così sensuale. Nabokov è uno scrittore molto sensuale, molto passionale, molto erotico quando racconta. E un po' in questo mi ha influenzato. Io ho voluto regalare un attacco morbido al lettore. Non preferivo immettere il lettore completamente nella scena già di primo impatto. Mi piaceva ammorbidire la relazione, quindi ho fatto una piccola prefazione proprio a richiamare anche la persona. Sì, è stato molto bello, inoltre anche il modo in cui Olga affronta le varie situazioni è bello. Comunque si suol dire, no, che quando una persona cresce affrontando le proprie paure, le proprie ansie, ehm, le proprie sensazioni, finché non le affronti resti sempre un po' piccola, un po' chiusa in te stessa. E questa cosa è molto bella, aiutare il lettore a comprendere Olga, a entrare nella sua vita, nel suo mondo, che non è fatto solo di un matrimonio, un figlio, è fatto di tante piccole cose, di tante piccole insicurezze, tante piccole paure che l'accompagnano. Credo che sia stata una bellissima cosa. Che difficilmente avviene con un libro, cioè solitamente tu ti affezioni al personaggio quando sei già quasi alla fine o comunque a metà libro. Con Olga invece ti affezioni da subito, entri subito in simpatia, in contatto con lei e diventa come se fosse una compagna, un'amica, una sorella, una madre, diventa proprio, ti senti proprio parte della sua vita e questo è bello. Ma diciamo che, come dicevo prima, dopo 7 libri, tu hai scritto 7 raccolte di poesie. Come mai hai deciso di sperimentare, devo dire anche ottimamente, l'approccio a scrivere proprio un romanzo? Cioè, cosa ti ha spinto? Sì, come dico spesso, i piani di discussione sono molteplici. Te ne potrei citare almeno quattro. C'è un piano fisiologico, un piano della vocazione, un piano meno di cervello e un piano più di cervello. Col piano più di cervello è stata da un lato programmatica la scelta e da un lato no, perché l'ho sentita dentro di me la voglia di scrivere un romanzo. Si è scritto da solo, come spesso ho detto, perché scrivere un libro di poesia non aveva quella potenza della lunga durata. Il romanzo è potente come forma espressiva perché ha la capacità di distendersi sulla pagina, quindi di darti la lunga durata, cosa che la poesia non fa, perché molto spesso abbiamo visto le migliori poesie, come si intendono oggi, al modo del cervello. Quindi si è persa la capacità della poesia di essere lirica. Con gli anni si preferisce sempre la poesia più di cervello. Vedi ad esempio la Zimbosca che riesce a coniugare un'analisi molto molto precisa della realtà con il sentimento, ma che si distacca completamente da quello che intendiamo come lirica. Non esistono più quei melodrammi di sentimento di una volta che si avevano. È un tempo della poesia contemporanea dove il cervello vince molto. E nonostante avessi operato delle scelte simili per la poesia, quindi ho scritto anche poesie sui diritti LGBT, ho scritto anche delle poesie su Caracas, ho scritto anche delle poesie abbastanza impegnate. Questo non mi dava la capacità, l'apriti sesamo del romanzo. E in effetti mi sono realizzata tardi col romanzo, me ne rendo conto perché adesso compio 33 anni, però il romanzo andava scritto, magari l'avrei potuto scrivere prima, però mi sono presa un po' i miei tempi. Mi sono presa i miei Vabbè. tempi e sì, alla fine ne è uscito fuori un bel romanzo, che è un romanzo di destino perché racconta il destino di Olga, quindi se vogliamo anche di formazione, però ha dei richiami propri del romanzo utopico. Eh, ma questo si vede anche in Murakami, perché anche in Murakami molti romanzi possono essere definiti utopici, però non vengono definiti tali, quanto più che altro si parla spesso del realismo magico di Murakami.
Vabbè, come dicevo prima, per leggerli vale anche per lo scrivere, non c'è un tempo per scrivere un romanzo, credo. Io non sono scrittrice, quindi non saprei dire con esattezza, però penso che anche per scrivere un romanzo ci vuole il suo tempo. La storia, come dicevi tu, deve prendere forma, deve sentirla lo scrittore, quindi non credo che tu sia un tempo sbagliato da quello in cui ti trovi. Penso che sia giusto il tempo in cui l'hai scritto. Penso che sia Sì. giusto il momento in cui Olga è uscita fuori, quindi non credo che tu ti senta sbagliato nel tempo. Sì, in effetti è quello che dobbiamo dire perché il romanzo è uscito adesso, quindi è uscito il 10 dicembre e deve fare il suo tempo, deve fare il suo tempo. Come lo fa il tempo un romanzo? Vedremo. I romanzi si devono classificare ai premi, i romanzi devono entrare nel tessuto letterario. Nel mio caso è un po' diverso perché io ero già inserita nel tessuto letterario, quindi a un premio per romanzi inediti, sono tanti in Italia, sarebbe stata una presa in giro, perdonami, una presa per il culo, perdonami, perché io ho addirittura una pagina Wikipedia e questo sarebbe stato anche a svantaggio anche dei ragazzi che comunque concorrono senza avere spinte. Io mi sono messa nei panni anche di una me di 4-5 anni fa. Se io avessi dovuto concorrere a un concorso per romanzo inedito, non avrei voluto che magari qualcuno rappresentasse una grossa spinta. Questo non è, secondo Certo. me, pari a quello che come dovrebbe essere una comunità letteraria. Io invece mi sono posta, ho fatto tutto da me, si può vedere tutte le fasi del romanzo, si possono vedere su Instagram. Ho fatto tutto da me perché io collaboro, anche se non attivamente, in modo del tutto gratuito col premio Nabokov, di cui ho fatto anche la giuria. Poi per mancanza di tempo, per altre cose, non sono più giurata al Nabokov. E quindi piano piano con i miei contatti sono cresciuta e ho dato vita a questo romanzo. Ma chiaramente il modo per ottenere il tempo, per fare tempo di un romanzo, ognuno lo cerca secondo il suo destino. Il tempo di Origami vedremo qual è. Io sul serio ho seguito quelli più grandi di me, come è giusto che i ragazzi facciano, e soprattutto quando ero più giovane, di 4-5 anni, io ho pensato a studiare, ho pensato molto a studiare, veramente. Ho pensato a studiare per il linguaggio, per il lessico, per quello che le scuole di scrittura dicono, trovare una voce. Trovare una voce vuol dire anche che nel momento in cui si legge non si leggono banalità, oppure che le banalità vengono scritte in un modo originale. E ci si impregna, si resta radicati nel cuore dei lettori. Ci vuole tempo per maturare delle scelte simili, ci vuole molto tempo, molta pazienza e secondo me anche una vocazione, perché poi alla fine sì, ti metti lì e parli di quello che è accaduto molti anni prima magari. C'è bisogno di una chiamata, di quell'apriti sesamo. Ehm, C'è bisogno anche di un folklore del romanzo, c'è tutto un aspetto folcloristico che riguarda anche la persona, la cultura della persona. In un certo qual modo il romanzo è anche tramandare, lasciare quello che ci hanno lasciato gli altri, noi lo assorbiamo e poi alla fine lasciamo qualcosa agli altri. In origami, appunto, si parla anche di queste inaningyo, che sono queste bambole giapponesi che hanno una grossa origine, hanno origine dalla dinastia Heian, che è una dinastia di tanti secoli fa. Figurati che è una dinastia che veniva prima dei samurai stessi, in cui c'era l'imperatrice e l'imperatore. Chiaramente nei secoli si è tramandato questa azione folcloristica, questa tradizione, beneaugurante per le figlie femmine delle famiglie. In effetti cosa si fa? Il 3 marzo c'è una festa folcloristica giapponese in cui tutti indossano kimono e nelle case si espongono per l'ultimo giorno queste bambole
che dagli inizi dell'anno vengono mostrate fuori dalle case proprio appunto per avere un effetto beneaugurante per le figlie femmine. E la gentilezza di quest'atto mi ha fatto riflettere anche sul tramandare del romanzo. Io se avessi una figlia femmina o se non l'avessi mai, so di aver fatto un gesto carino per gli altri. Sì, so di aver dato anche io questa bambola, questa Ina Ninghio, beneaugurante, perché è un romanzo che è un romanzo positivo, non è un romanzo negativo. Ed è un No. romanzo che effettivamente riprende la tradizione giapponese, ma in effetti è simbolo di una tradizione che appartiene al nostro tempo. Non ci sono forme politiche. La politica, come la intendiamo noi, come governo, non è una critica politica questo romanzo, no. Però vengono descritte anche delle forme politiche utopiche che si sviscerano dall'atteggiamento che hanno i cittadini nella realtà di Itaque. Cosa prima hai Comunque, detto? perdonami, Ilaria, ma io continuo a sentire questa eco di fondo. Tu non la senti dalla mia voce? No. E allora la sentiremo dopo, mi sa, perché si sente. Si sente. Ah, Io non so come risolvere. Anche la diretta che ho fatto l'altro giorno si sente questa eco e penso sia un problema di connessione. Comunque risolveremo. Perdonami se nel no, no, risentire senti questa eco. L'importante è che riesci a seguire il messaggio che sto sì, sì, lasciando. no. Allora, vabbè, almeno Io ti sento benissimo, non sento neanche un eco, niente, te sento ne, molto te molto ne bene. accorgerai dopo, secondo me, perché io lo avverto. Mi sa che è un problema di connessione, devo valutare. Vabbè, mi dispiace che stai sentendo in questo momento questo eco. Si sente, quando parlo si sente un po' di disturbo, è dato dalla connessione, però è una maledizione che ho questa connessione, la devo un po' risolvere. Sì, ti capisco. Non ce l'ho in questo momento, ma ti capisco benissimo Però perché ci con gli stiamo esami in riuscendo in un testa modo o devo... nell'altro, perché anche io ti vedo benissimo, ci stiamo riuscendo, anche se stiamo in 4G, quindi... Direi perfetto. Io dicevo, prima tu hai detto che avevi questa voglia di raccontare un romanzo, di una storia ambientata in una biblioteca. Come mai? Cioè, perché la scelta di una biblioteca? Allora, Premettendo che io le adoro, perché... sì, perché la biblioteca è un po' il paese dei balocchi. La biblioteca è il luogo dove possono avvenire tutte le vite che noi non abbiamo. E tutte le vite possibili possono avvenire in una biblioteca. Quindi noi in ogni libro viviamo le vite degli altri o le vite che non abbiamo mai potuto vivere. E la biblioteca, secondo me, è uno dei luoghi più belli che appartengono al patrimonio dell'umanità, insieme alla natura. Ci si può ritrovare nei paesaggi naturali, quindi tra i paesaggi naturali più belli che magari io ho vissuto sono i paesaggi scozzesi, quindi ti trovi davanti a questa natura selvaggia, verde, questi animali così selvaggi, liberi, che camminano per queste vallate verdi e si respira proprio l'aria dei grandi film. E, oppure le biblioteche. Ecco, la biblioteca per me è un po' come gli sconfinati orizzonti scozzesi, è qualcosa che rende libero lo spirito umano. La biblioteca non è, secondo me, il luogo in cui ci si va in un modo o nell'altro forzatamente a rinchiudere per studiare per gli esami. Però da un lato è veramente il luogo dove lo spirito viaggia libero come così come per i paesaggi selvaggi, come per la natura più ferrigna, più calda, più guerriera. Sì, in Mi piace effetti. tanto. La biblioteca non rassomiglierei mai l'ambiente della biblioteca a un ambiente nebbioso, nemmeno a un ambiente
prettamente cittadino, ad esempio ci sono quelle periferie di New York, sono spesso preda dello smog, sono chiaramente un sogno. New York è un sogno, però per me una biblioteca non è paragonabile a un quartiere di New York, è più un paesaggio naturale. Poi chiaramente sono suscettibile di modifiche, però la biblioteca è più un luogo naturale si esplica la natura più vera dell'uomo, quella più lontana dagli effetti della città, dagli effetti urbani, quindi il caos, lo smog, la velocità, la propulsione a tutti i costi. Nella biblioteca ci si ritrova in quanto spiriti e ci si sente un po' più vicini gli uni agli altri. Concordo, cioè, questo pensiero mi piace tantissimo, concordo in pieno, perché penso che nel momento in cui tu entri in biblioteca è come se abbandonassi completamente la vita fuori, cioè quello che tu fai è fuori. Tu entri in biblioteca e sei tu e il tuo mondo, che sarebbero i tuoi libri, quello che più ti piace, un'avventura, una storia d'amore, qualunque cosa, tu entri in biblioteca e affronti quel mondo lì che è completamente diverso da quello che ti stai lasciando alle spalle. Nel momento in cui tu chiudi la porta della biblioteca, tu sai che cioè, a parte te e i libri non c'è più niente, quindi questa cosa è bellissima, mi piace tanto. Quindi concordo con questo tuo pensiero. Sì, in effetti è così. Noi possiamo anche portare la biblioteca dentro di noi. Quindi alle volte magari prima di andare a dormire, prima di addormentarci, quante volte ci portiamo i libri dentro? Quante volte portiamo le persone che ci hanno meglio influenzato? Quindi in un modo o nell'altro sì, la biblioteca è un luogo interiore, è un luogo di ritrovamento, anche di ripensare a un vissuto, di pensare a quello che è accaduto e poi ce lo ritroviamo davanti con le letture. Magari io alle volte leggo dei libri che mi fanno ricordare delle cose che avevo completamente rimosso della mia vita ed è bellissimo perché ti porti una biblioteca dentro. Questo Olga lo fa perché quello è il senso del destino di Olga è appunto quello di impegnarsi nell'attività di Origami, perché Origami è il magazine di Olga, però Origami investe Olga. Fintanto che Olga organizza anche per i bimbi dell'orfanotrofio e per tante altre verità di Tago, organizza molte cose, a partire da questo sogno di carta, perché Origami era un giornalino della scuola. Era un giornalino della scuola che però poi si è sviluppato in un magazine vero grazie al marito e lei sì, si impegna realmente per tutti, per i ragazzini dell'orfanotrofio, anche per i lettori, per quelli che frequentano la biblioteca, si impegna attraverso questo magazine, questo giornale, che in un modo o Diciamo che... nell'altro No, no, scusa, ma continua, dopo ti no, in un ho... modo o nell'altro impegna completamente la sua vita. Questo giornale la segue e lei nel giornale trova molto senso al di là del parto, al di là di fare un figlio, perché lei ha avuto un figlio comunque abbastanza matura, più di 40 anni aveva quando ha fatto il figlio. E sì, in effetti, ecco, questa è un'altra ragione per cui io non mi rivedo tanto in Olga, perché io non farei mai un figlio a 40 anni. Ne ho 33, già non riuscirei non riesco a badare a me stessa, figuriamoci a un bambino. Io penso che un figlio si debba fare relativamente giovani, massimo 35-36, oltre i 40 secondo me è impensabile, però ognuno fa delle sue scelte, chiaramente. Certo. No, dicevo, alla fine Olga è un po' tutte quante noi, cioè abbiamo un sogno che ci portiamo sempre, che speriamo si possa realizzare. Ecco, con Olga è più o meno uguale. Lei quando ha iniziato a scrivere alle medie in questo giornalino, comunque cioè, si è affidato completamente a questo giornalino, cioè tanto che è diventato poi un vero e proprio magazine di successo. Quindi lei ha creduto nel suo sogno, nella sua voglia di cambiare la sua vita, quindi
anche se è stato aiutato comunque dal marito, che era comunque una persona facoltosa, comunque lei ha creduto nel magazine e nel suo sogno, quindi questa diciamo, una buona cosa per le persone che vogliono credere in qualcosa e che sperano si possa avverare. Sì, Olga in questo, allora, nella sete di, non di successo, nella sete di realizzazione e nel fatto che Olga realizza il suo sogno è un po' tutte noi, però poi ha tanti aspetti che non sono come quelli che ci riguardano, perché comunque è una persona sofferta, lei cresce senza genitori, quindi dal momento in cui perde prematuramente i genitori, lei si impegna totalmente per la cultura. Lei vive in questa soffitta e probabilmente anche le figure che lei vede, gli spiriti che gli sono vicini, quelli di Rossana e quelli di Emilio, probabilmente nascono anche dalla ferita del lutto dei genitori, di essere cresciuta attraverso i libri, perché i nonni erano molto anziani. E questo lo si può verificare anche quando lei, nell'ultima parte della sua vita, lei ritorna nella soffitta dove appunto ci sono origami ovunque. Quindi in questa soffitta che quando era bambina era segnata da una meridiana, il sole segnava la meridiana che c'era nella soffitta dei nonni di Olga, poi invece diventa il tempio dove appunto ci sono tutti origami, ci sono origami modulari, origami di ogni tipo di forma ed è appunto da questo punto di vista un po' macabro rivedere questa scena perché magari si nota quanta debolezza e quante crepe ci fossero alla fine dietro la vita di questa donna di successo, perché Olga poi sposando Gustavo è diventata una donna di grande successo, vestiva alla moda, anche il rapporto con Ada è un rapporto pubblico, sono persone molto facoltose, molto seguite sui social, delle persone che attirano i milioni di follower. Quindi stiamo parlando di persone conosciute, famose alla TV. Tutti i personaggi di Origami sono personaggi che rappresentano comunque una parte della società non in ombra. Sono personaggi importanti, famosi. Bellissimo. E quindi anche il loro rapporto di inclusione con le dimensioni altre è particolare. Le ombre di Olga si vedono nei gesti, di quando lei, ecco, alla fine della vita ritorna in questa soffitta e si vedono tutti questi origami. Questa è una scena particolare e in dei tratti, proprio quando lei parla con questi due spiriti che le sono vicini, lì è possibile sviscerare le ferite che si nascondono dietro a Olga, che alla fine diventa un soggetto pubblico. Ricordiamo che Gustavo comunque era l'editore e il giornalista più famoso di tutta Itaque, quindi era un personaggio televisivo, era un personaggio conosciuto sui media, molto ambito. Ehm, e quindi la vita di Olga in un modo o nell'altro è bilanciata da questi spiriti che l'aiutano, da questi spiriti che le colmano proprio le ferite. Lei quando non sa fronteggiare il successo, quando ha paura, quando sa che non le basta la cultura, si vede affiancata da questi spiriti. E questi spiriti le consigliano a volte cose illecite, sono malvagi, e poche volte le consigliano cose positive. Se ci pensiamo, quella di Olga è una profonda solitudine, perché lei non riesce ad avere rapporti veri. Avendo lei un grande successo, lei anche con Marianne non instaura una vera e propria amicizia. E No, diciamo lei che comunque lei ha pure una vita un po' di facciata, cioè quella in vista è la Olga che vedono tutti, quella che la società diciamo, deve accogliere, però in realtà la vera Olga è fatta di solitudine, di crepe, di sogni magari anche irrealizzati, quindi è sì, profonda. sì, in questo c'è il dramma della vita di questa donna che in un modo o nell'altro fa tutto per l'umanità, dà tutto a se stessa,
perché lei conosce Gustavo anche quando fa del volontariato. Lei fa del volontariato, però non è cosciente di fare del volontariato. Fa del bene, però lei non si sente attraversare dall'ondata di carità, perché lei è completamente cresciuta in un ambiente già in vista, avendo i nonni celebri bibliotecari, prendendo il posto della mamma, perché la biblioteca a Itacue era per via ereditaria, quindi prendendo il posto della madre, lei sente già il peso della sua esistenza. Comunque è una donna che già intorno ai 20 anni aveva degli impiegati a suo seguito, quindi è già cresciuta sotto i riflettori. E quindi questa è stata la vita di Olga e a questo le sono serviti gli spiriti che l'hanno avvicinata. E, in effetti lei però è anche una scrittrice, però è una scrittrice mancata di romanzi. Lei scrive articoli, è molto produttiva con gli articoli, ma non riesce mai a scrivere un romanzo, mai. Proprio per questa sua stravaganza, per il fatto che lei non riesce ad evitare di dover andare avanti in modo veloce, perché quella è la vita anche di Origami. Lei è legata in un legame indissolubile al romanzo stesso e non riesce a separarsene. Quindi lei è legata a questa sua creatura e ha dato tutta la vita per questo magazine, per la redazione, per le donne che ci lavorano. Gustavo in questo la lascia fare, non entra nel merito. Però dalla loro relazione si sviscera anche la, la relazione editoriale anche con i lettori e i cittadini di Itacue. Loro sono molto influenti, soprattutto nelle psicologie dei personaggi. Tornando invece a te, cosa ti ha spinto verso la scrittura? Cioè, indipendentemente dal romanzo, cioè, cosa ti ha spinto a dire voglio scrivere? Ehm, O chi ti ha spinto? Cioè, Dici una persona? Allora, di no, persone ce ne sono un tante. evento, un evento, un autore, una persona, un personaggio, qualunque cosa ti abbia spinto a dire sì, questo è quello che voglio fare io, voglio scrivere. Ah, sì, come ti ho detto prima, io già da quando ero bambina che vedevo i cartoni animati, già prefiguravo che avrei raccontato. Quindi tu racconti, io mi sedevo per terra e raccontavo alle bambole. Raccontavo alle bambole come si fa, come fanno le bambine. Le bambole le sistemi, le pettini, le metti il vestitino. Io poi adoravo queste bambole di Sailor Moon. C'era Sailor Mars che adoravo, è l'unica serie di cartoni animati che ho visto nella mia vita e proprio da quel momento mi sono resa conto che ero abbastanza bambina, mi sono resa conto che mi piaceva raccontare. Raccontavo delle cose inventate, delle cose fantastiche che si dicevano le bambole, come alla fine fanno tutti i bambini. Probabilmente io lo facevo con una convinzione maggiore, ero più convinta di questo. E tutti i bambini si convincono di una vocazione, i bambini che si convincono di fare il medico magari diventano ballerini, però hanno sempre voluto fare inconsciamente i ballerini. E io credo che la scrittura è sempre quella spinta che vuoi anche in un modo o nell'altro sopprimere, però poi bolle dentro di te. A me piaceva raccontare, mi piace raccontare. È questo che caratterizza lo scrittore, perché poi questo piacere di raccontare non se ne va via. Tu quando parli ad un'amica racconti, però quando stai da sola non puoi raccontare a nessuno. Allora ami così tanto l'umanità e, e decidi di raccontare qualcosa all'umanità. Lo decidi perché ti piace, scrivi un romanzo perché ti piace scrivere. Io ho provato, ho trovato delizioso questa operazione. Mi è piaciuto molto scrivere un romanzo. È stato faticoso per la parte tecnica,
per la parte anche psicologica, è stato molto faticoso. Però alla fine scrivi perché è bello, perché ti piace. perché ti va di dare qualcosa agli altri, come dicevamo prima. Di raccontare Quindi, all'umanità, di non farlo, non poterlo fare solo ad un'amica. Sì, è come farle, come raccontare a un'amica, però ti rendi conto che poi il romanzo arriva a tante persone. Quindi il romanzo è anche questa capacità di poter avere tante amiche e tanti amici in un modo più veloce. E magari offrendo qualcosa di più di eterno sotto questo punto di vista, perché il romanzo non si perde se qualcuno lo cerca. Ora mandano i romanzi sulla Luna, ma per dire di quanto è effettivamente la voglia di eternità esiste anche nella beh, letteratura. beh, se pensiamo che i classici sono arrivati anche oggi, eppure sono stati scritti nell'Ottocento, nel Novecento e sono ancora qui, ti fa capire quanto la letteratura in realtà sia eterna. Sì, io Quindi, parlo addirittura, mi capita, come ho spesso detto, di riuscire a dialogare con i morti. E non è per una mia fissazione. Ci sono delle pagine saggistiche di Virginia Woolf che parlano non solo per linguaggio, ma parlano al nostro tempo. Così io vorrei che dalle mie recensioni, dagli scritti, si riuscisse a parlare. Sì, a me piacerebbe questo, avere più amiche anche al di là dei tempi. beh, è una cosa veramente molto bella e che comunque per chi legge, cioè per chi scrive vuole essere ricordato nel tempo, ma per chi legge è bello sapere che un libro che tu leggi e che indipendentemente dal tempo in cui è stato scritto te lo senti molto tuo, molto attuale. E quindi questa è una cosa, io parlo da lettrice e quindi ti posso dire che è sempre bello quando prendi in mano un libro e ti ci ritrovi tra le pagine. Che sia il protagonista, che sia l'antagonista, che sia l'ambiente, che sia qualsiasi altra cosa, è bello quando tu prendi un libro e dici sì, questo libro me lo sento proprio mio, questo resterà con me. Quando tu dici te lo porti dentro un libro. Ecco, quando tu senti che il libro è tuo, nel senso che ti c'entra dentro, te lo senti proprio sotto pelle, è bello, Sì, indipendentemente dal tempo. poi c'è qualcosa, Ilaria, che ci guida. C'è qualcosa che ci guida. La letteratura è guidata da un'entità. Ora non voglio fare un po' Murakami, però la letteratura noi siamo guidate alla scelta di un libro, siamo guidate da un qualcosa che abbiamo dentro che sceglie le lettrici tra di loro e che ci sceglie. E alle volte questo impulso, questo qualcosa che ci guida è così forte che non possiamo rimanere a guardare, che facciamo qualcosa. Ed è questo anche il senso di lavorare nell'editoria e di lavorare per la letteratura, rendersi conto di quanto è il momento di reagire, di quando effettivamente è il momento di proporre, di proporsi e di proporre un lavoro. E così va avanti la storia della letteratura. Sì, concordo. Prima di salutarti o comunque di lasciare magari a qualcuno se vuole farti qualche domanda, volevo sapere quale lettura ti accompagna in questo momento. Questa è una curiosità da lettrice. Cosa sto leggendo adesso? Sì. Ti sembrerà strano, però io sto leggendo Franco Moretti. Lui ha scritto un libro che si chiama Falso Movimento. Io leggo anche gli accademici, anche e soprattutto gli accademici. E lui, anche perché io vengo comunque da un'istruzione scientifica, quindi io ho applicato molto della scienza e di quello che ho studiato in più di 8 anni nel romanzo. E questo si sente molto. A fianco al cuore c'è anche il cervello. E per questa parte del cervello io mi nutro con queste letture, che sono anche, anche e soprattutto riflessioni letterarie. Lui descrive anche dei campi altri che hanno a che fare con un approccio diverso
di descrivere la letteratura, che ha a che fare anche con delle analisi computazionali, con dei diagrammi, un altro tipo di approcciare alle scienze umanistiche in modo classico. E in questo mi trovo molto, anche perché in origami c'è una parte in cui io descrivo il DNA, c'è una parte in cui io parlo della scienza, c'è un personaggio proprio che fa riferimento a questo lato scientifico. Per dire che secondo me esiste un incrocio tra le scienze. Il fatto che io abbia studiato particelle, DNA, genetica, biologia molecolare e ho studiato anche di letteratura e critica. Io ho fatto come se avessi preso diverse lauree perché mi piace molto studiare. Quindi studiavo il libro di biologia molecolare, iniziavo il libro di critica e io credo che una formazione di un essere umano non debba essere per forza deviata dal percorso di studio o percorso Certo. lavorativo. Si può avere diverse libertà, diverse aperture, si può conservare una diversa curiosità. E io credo che sia arrogante chiudere le scienze umanistiche rispetto ad approcci anche diversi. È arrogante al giorno d'oggi, perché i grandi geni sono stati comunque dei geni trasversali. In passato gli architetti erano anche scienziati. Nel nuovo umanesimo le scienze ehm, sono entrate in dialogo, si sono parlate, i linguaggi si sono accomunati e i grandi pensatori dicono che noi siamo diretti sempre a un paradigma per cui le arti assumono dei linguaggi comuni. E quindi secondo me è arrogante definire delle linee di demarcazione tra i settori. Sì, È auspicabile che i settori si intercalino, si parlino tra di loro. sì, penso che tu abbia ragione e anche perché non credo che sia corretto doversi limitare. Quindi io credo che mischiare, unire, fondere le varie scienze sia giusto, ci sia bello, sia utile anche. Sì, Quindi concordo. sì, in effetti io credo, io quando studiai biologia molecolare, aprendo il libro, c'era scritto non è possibile vivere come una persona normale quando non si conoscono le basi della biologia molecolare. Questo per tirare acqua al loro mulino. Però io dopo ci ho pensato, io quando sento effettivamente che dicono acquaporine, recettori, tirosinchinasici, non lo so, fosforilazione, demetilazione, sono tutte parole che io conosco bene e nel momento in cui le leggo e le riconosco mi sento felice, ma è la stessa cosa di leggere anafora, allitterazione, settenari, non lo so, oppure laicità, antropocentrismo, antropomorfismo. Allora, ogni settore ha un suo linguaggio. Però io credo opportuno che anche per leggere il giornale, semplicemente per leggere un quotidiano, c'è bisogno non di una minima cultura in ogni cosa, ma c'è bisogno di diffondere i linguaggi, di lasciare aperte diverse porte, diversi apriti sesamo. Sono di questa scuola di pensiero. Io concordo con te, quindi mi trovi d'accordo. E non è facile questa posizione perché molti sono convinti che le scienze umanistiche non debbano avere di questa trasformazione. Però No, io penso che le cose vadano, a parte che in noi vige la curiosità, o almeno io parlo sempre per una cosa personale, cioè quando leggo di una cosa di un nome che non conosco, io mi vado a informare. Penso che l'informazione e la curiosità sia alla base di, penso, qualunque essere umano e quindi mi viene spontaneo l'informarmi e informarmi non vuol dire che io devo per forza allora, perché quella parola è prettamente scientifica, allora non me la vado a leggere, non vado a vedere di che cosa tratta. Io penso che questo sia, come dicevo prima, limitante, cioè io devo essere in grado di saper riconoscere una parola quando la vedo, quando la leggo. Anche perché comunque viviamo in un mondo dove l'informazione è
è perenne ovunque. Apri Facebook, apri Instagram e ti esce un articolo di un qualcosa di importante, che sia culturale o che sia scientifico, che sia antropologico. Quindi io penso che in un mondo in cui l'informazione è così presente, informarsi da soli sia importante. Sì, ora che abbiamo l'opportunità con questi nuovi mezzi di informarci presto, è chiaro che secondo me la deriva è quella di unificare i linguaggi ed è quello che accadrà sicuramente. Sì, non so se c'è qualcuno che vuole fare qualche domanda. Io sono stata molto felice di aver fatto questa diretta con te Io ero e molto soprattutto preoccupata che non ci saremmo riuscite per via della connessione, si sentirà io, una eco, però vabbè. io ero molto preoccupata perché è la mia prima diretta, quindi Ne non... seguiranno delle altre, Ilaria, perché poi vedrai che è come una droga. Vedrai che soprattutto in tempi di pandemia, quando siamo stati veramente male, questo strumento è stato utile. Questo strumento è stato Sì, utile. sì, sì, è vero, è vero. E infatti ero un po' attesa all'inizio, che ho detto chissà come andrà questa diretta, però devo dire che è andata piuttosto bene, a parte l'eco che sentiremo. Mamma mia, terribile, dovremo risolvere. Troveremo un modo sicuramente. Va bene, io penso che non ci sia nessuno che vuole fare qualche domanda. Sono rimasti spaventati dalla eco. Probabile. Oppure pensano al fatto che Instagram dopo un'ora chiude la diretta. Lo sai questo? In No, questo non lo automatico. sapevo. In Questo non automatico lo dopo sapevo. un'ora precisa Instagram ti chiude la diretta. Quindi Ah, vabbè. ti uscirà tipo un conto alla rovescia sullo schermo che ti dirà che la diretta deve essere chiusa. Ah, bene, vedi, io queste cose, beh, come dicevo, essendo la prima non lo sapevo, quindi tutto fa esperienza, tutto fa conoscenza, tornando al discorso di prima. E va bene. E quindi io ti ringrazio di Ti nuovo. ringrazio io. Il romanzo è questo, è reperibile dappertutto, tranne su Amazon perché io sto facendo delle storie con Amazon, però è reperibile facilmente presso tutti i siti BS, libreria universitaria, quindi si trova facilmente. E su Amazon in dei tratti. Allora, una ragazza ha scritto Sì. nell'ultima diretta, Sabatina ha menzionato Santa Teresa d'Avila, la sua Davila. opera, Davia, scusi, la sua opera mistica ha influenzato la tua opera d'origami? Chiedeva. Oddio, a livello di linguaggio e di scrittura, no, perché Santa Teresa d'Avila è stata è stata una che è andata oltre i suoi tempi, però a livello di letteratura lei ha scritto comunque un romanzo epistolare ed è stato molto difficile pubblicare quel romanzo che gli era stato chiesto dai suoi predecessori in un modo o nell'altro, faceva parte di una letteratura clericale. Io non mi professo anticlericale, però chiaramente non sono né una santa né mi posso definire assolutamente. Per la linea dell'anima, Santa Teresa mi è vicina così come sono vicini i santi, però per la linea professionale, chiaramente io scrivo secondo la letteratura. Ripeto, io non ho un approccio anticlericale, però mi pare chiaro che a livello letterario Santa Teresa d'Avila ha scritto questo romanzo epistolare, in forma epistolare che riguarda i primi del Cinquecento. E noi abbiamo una traduzione dell'opera, però a quel tempo è stata una grande innovatrice Santa Teresa d'Avila, una grande innovatrice. Sì, io ho citato anche Doriano Fasoli perché ne ha curato un'opera e io sono anche devota a Santa Teresa perché se avessi una figlia la chiamerei Teresa. Volevo Bello. dire grazie a questa persona che mi ha fatto questa domanda perché è importante. Io voglio un figlio, Ilaria, desidero un figlio, però non desidero avere un figlio tra 10 anni, per esempio, a 42 anni, 41 anni. Per me è un po' esagerato, perché
per il mio punto di vista, poi ogni donna, ho visto che la stampa sta facendo parlare tutte le donne sul fatto di avere un figlio o non avere un figlio. Io mi sono anche ispirata a Origami, che è un settimanale che usciva con la stampa di Torino, poi l'hanno tolto da mezzo evidentemente perché non vendeva, non lo so, però ci sono gli articoli che si trovano su internet e ho visto che praticamente stanno selezionando delle scrittrici per parlare del fatto di avere figli o non avere figli. Secondo me una donna non è definita donna perché ha dei figli o non ha dei figli, No, però un assolutamente. figlio secondo me è una gioia maggiore, una gioia imparagonabile, perché ci sono state ragazze, mie amiche, donne che mi hanno detto io non voglio avere figli perché mi interrompono la carriera e stiamo parlando di ragazze che fanno le scrittrici. Donne che fanno le scrittrici, mi interrompono la carriera. Questo secondo me è un qualcosa di assurdo perché tante donne in carriera hanno figli, li curano, li trattano bene e credo che avere un figlio per una donna sia un qualcosa di meraviglioso, al di là dei libri, al di là dei Beh, libri. certo, non sono le prime, cioè le donne che lavorano e fanno le mamme ce ne sono tantissime. Poi un conto magari è dire io non mi sento per fare la madre, non sono fatta per fare la madre, che poi è sempre una cosa soggettiva. Io non critico se una persona vuole o non vuole essere madre. Io penso che Ah, è una cosa personale, sì, è una che cosa bisogna personale, ma sentirsi loro fanno un dentro. discorso di Però, generazione, un'analisi di generazione del pensiero della donna contemporanea. Il problema è che io sono sofferta, io già dovevo sposarmi da giovane e non mi sono sposata e ho maturato un'opinione per cui avere un figlio per una donna è una gioia grandissima, non è un certo, impedimento. Questa è no, la io mia sono opinione. d'accordo su Se a, questo. se a me chiedessero se il tempo, diciamo che il tempo è una metafora, se il tempo mi dice facciamo un bambino, vogliamo avere un figlio, io gli dico sì, sì, perché io desidero un figlio, io desidero con tutta l'anima un figlio. Questo sì non l'avrei detto 10 anni fa. A 22 Certo, anni io non avrei detto voglio un figlio, perché a 22 anni io comunque ero giovane, non avevo il desiderio fisico di tenere un bambino, di allattarlo, anche la paura, perché poi a portare un bambino dentro ha delle ansie. certo. Quante donne muoiono di parto? Certo, le donne muoiono anche di parto al giorno d'oggi. Ci sono tante cose a cui va incontro. Adesso, dopo 10 anni, io mi sento matura per un discorso del genere. Poi altre donne faranno quello che penseranno. Io ho aperto questo Certo. dibattito, ora non lo so che cosa stanno facendo e perché la stampa sta proponendo questi dibattiti. La mia idea è questa, io se avessi una figlia la chiamerei Teresa in onore a Santa Teresa, veramente. Che è un Quindi bellissimo nome d'altronde, quindi Teresa è il cognome del tempo o del romanzo, di chi mi passerà questo guaio. certo, certo. Allora, io ho comunque 28 anni e È 5-6 presto. anni, sì, però 5-6 anni fa, se mi avessero chiesto se avessi mai voluto avere un figlio, avrei detto no, perché avevo altri pensieri, altre cose, diciamo, non mi sentivo pronta per affrontare una determinata situazione. Oggi ti dico che se dovesse mai succedere una cosa del genere, se dovessi mai avere un figlio, non ne rimarrei scioccata. Cioè, dipende comunque sempre dal tempo in cui una persona si trova ad affrontare determinate situazioni. Ecco, Ovvio per che a esempio, 20 anni non ce l'ho la testa per avere un figlio, magari a 28-30 anni sì, un'indagine, sì. io ti appoggio perché un'indagine intelligente per un giornale, ecco, per carità, io non sono contro la stampa, ma sarebbe chiamate delle ragazze di diverse età, ragazze di 20, 25, 30 e 35, e vedete come in un pool di ragazze, come le espressioni sono diverse. Non è che tu puoi prendere una scrittrice, una tantum, e assumi che quella scrittrice sia l'ipse dixit di tutte le ragazze. Chiaramente una donna, la donna contemporanea che oggi vive questo tempo, matura un sentimento di maternità in base alle esperienze che vive e in base anche Certo. alla riflessione sociale che accade. Loro ne fanno, secondo me, una riflessione sociale, antropologica, come la donna adesso approccia al matrimonio, come approccia all'avere figli. È chiaro che tanti anni fa si facevano figli molto presto, con uomini magari di molto più grandi, addirittura le ragazze, se pensiamo alle principesse, quanto erano giovani rispetto ai consorti.
E oggi è cambiata la società, è cambiato il modo di intendere la donna. Io dico che non è più donna o meno donna una donna che desidera avere un figlio rispetto che un altro, però dico che al giorno d'oggi è vile per una donna dire che per la carriera letteraria ha deciso di non avere figli. Per me quello è un atteggiamento vile. È la mia idea. Non so, io non so che domanda sia questa. Io non le riesco a leggere, non leggo nulla. Non Avete, so. allora, ok, no, ok, eccola qui. Avete letto nel modo in cui cade la neve? Io no. Io se non mi sbaglio sì, però mi devi dire l'autore perché ne possono essere di tanti. Io non lo so, cioè non l'ho letto e non saprei cioè, il nome Allora, dell'autore. Se titoli la ragazza ce lo dice, Dei titoli magari... riguardanti la neve ce ne sono a elenchi infiniti, perché io quando ho scritto d'autunno, in copertina appunto si parla di neve. E per quel momento ho fatto una lista di libri che parlavano della neve e ho trovato che ce ne sono di narrativa a meno 20 e di poesia Di a meno Erin 10. Dom. Erin Dom. Dom? Non saprei. Guarda, al momento potrebbe anche darsi che l'ho letto in passato, ma al momento Io non me lo non lo ricordo. conosco e non l'ho letto, Allora, il quindi non punto della saprei. neve, però ha toccato un punto importante. Allora, il punto della neve è che anche in una poesia di Hannes Ekson, la neve viene sempre intesa come uno scioglimento, un'epifania, un qualcosa di veramente bello. Allora, per esempio, in delle zone che non nevica mai, quando vedi la neve è un po' come fare il primo bagno d'estate. Ti ritorni Sì. bambino, ti ritorni bambino. Noi ancora adesso, noi che siamo donne adulte ormai, quando andiamo a fare il primo bagno, magari quei bagni di maggio, sentiamo tornarci bambine, perché è sempre quell'epifania, insomma, recondita che accade dentro. E la neve conserva un po' nell'immaginario collettivo, conserva un po' questa sensazione. Beh, Però certo, la mia è bella. molto spesso viene caratterizzata anche per una meccanica tra scrittori e questo non va bene, perché poi se si usa tutto per farsi competizione o per fare carriera in tal senso, la competizione selvaggia, per me non ha senso. No, no. Usare la competizione a tutti i costi, no. Io preferisco starmene da me, fare la mia carriera, stare tranquilla, quieta. Infatti io per questo romanzo, non so se hai visto Ilaria, io sto pensando parallelamente di scrivere un saggio. Io non trovo pace, non ho tempo per pensare alle competizioni, devi credermi, non ho tempo per pensare alle competizioni. Ecco perché desidero un figlio, perché desidero tante di quelle cose che io non ho proprio tempo per le competizioni. Mi manca il tempo, perché per competere ci vuole una strategia, come il debello gallico, ci vogliono proprio le strategie di... Queste strategie le fanno con gli agenti, gli scrittori, ma io valendo per me stessa non ho tempo di fare questo, non ho veramente tempo. Ma io Quindi per penso me la che neve... si sprecherebbero più energia a dover competere di quelle che dovresti magari mettere in un romanzo, in una storia. Quindi, Ognuno cerca il suo motto, ognuno cerca il suo modo di fare. Io mi sono trovata il motto che voglio produrre. Voglio produrre. Quindi io al di là dei figli, al di là di qualsiasi cosa, io mi vedo a 40 anni con 3 romanzi, 2 saggi, 3 libri di poesie. Perché un artista, uno scrittore deve produrre. Anche in ambito accademico, gli accademici prendono 3.000 euro al mese, che non è poco, ma questi 3.000 euro al mese sono per produrre, non è che vengono pagati così tanto perché fanno parte della classe dirigente, perché hanno il più alto grado di istruzione, vengono pagati anche per produrre. Un accademico certo. non sta fermo, produce grandi opere per l'umanità e così anche gli scrittori. Uno scrittore che già dopo 4-5 anni non scrive, non produce, ma no, bisogna produrre. Ecco, questa è la molla, non tanto la competizione. La molla è la produzione, la produttività. C'è un'altra domanda per te. Volevo chiedere a Sabatina cosa ne pensa dell'opera dell'irreprensibile Yukio Mishima. Sì, ho letto bene, ok. Allora, Yukio Mishima, io di Yukio Mishima apprezzo, e lo dico sempre in pubblico, un racconto che si chiama Le ali.
un racconto bellissimo che mi ha aperto la visione anche sul modo di fare letteratura orientale. Un racconto che io suggerisco, che io lessi quando avevo 13 anni. E di Mishima mi sento di parlare di quel racconto perché per me è stato quello più suggestivo, quello che più mi ha influenzato, mi ha innamorata, a tal punto da sceglierlo come autore della letteratura orientale. Perché io ho scritto su Instagram, ho fatto una lista di autori di letteratura orientale, però molti non li ho messi, molti anche contemporanei li ho saltati, ma non perché io sono contraria alla loro opera o sono contraria al loro modo di fare letteratura, non me ne vogliano. Chiaramente ho scritto quelli che mi hanno influenzato durante la crescita, non è che potevo scrivere tutti quanti. Certo. Mishima è un grande e io lo ripeto, al di là di tutti i libri di cui possiamo parlare, io personalmente mi rifaccio sempre a questo racconto che amo tantissimo. E una ragazza ci chiede, vabbè, giustamente si è chiesto se scriviamo, ma essendo tu scrittrice, ha chiesto se scriviamo perché ha detto che insieme alle sue amiche ha proposto un giornalino scolastico in cui vorrebbe trattare temi come il femminismo, la parità di genere, eccetera, e chiedeva se avevamo dei consigli da darle. No, non ho capito, se scriviamo? Sì, allora lei chiedeva se scrivevamo, penso, in giornali, che intendeva perché lei vorrebbe proporre un giornale insieme alle sue amiche, un giornalino scolastico in cui parlare di temi come il femminismo, la parità di genere e Va chiedeva benissimo, consigli. è un'ottima idea. Allora, ma dipende il grado di istruzione, però ad ogni livello scolastico sono operazioni che possono farsi e poi, essendo anche interna alla scuola, sono operazioni che possono nascere dagli studenti, ma anche a livello universitario, sono operazioni che possono nascere. Ogni studente, parliamo anche dal punto di vista universitario, può scegliere di fondare un giornale, certo, Sì, di sì, fare delle copie, perché il diritto all'informazione. E questo secondo me è un'ottima cosa che nasce insomma, dalla società, che nasce dal volere degli studenti, dei cittadini, che non è imposto dall'alto, perché un giornalino imposto dai professori o un giornale imposto dai professori è diverso da un giornale che nasce proprio dagli studenti. Quindi certo. chiaramente un giornale, così come una rivista culturale, così come un blog, è sempre qualcosa di innovativo e di profondo. E io credo che al giorno d'oggi nessuna rivista, nessun blog, nessun giornale passa inosservato. Qualsiasi persona che liberamente sceglie di voler costituire una realtà, allora prima di tutto ci dai un titolo. Oggi c'è la brandizzazione, io non coltivo la brandizzazione, io credo che invece ci debba essere una strategia di comunicazione, non di brandizzazione, perché noi non siamo una marca, io non sono Ferrero, non sono Nestlé, non siamo una marca che siamo un prodotto, siamo un pensiero. Quindi non tanto la brandizzazione, io sono per la strategia diretta e comunicativa. Poi vedo tante ragazze che lavorano anche nell'editoria che si prendono questi manuali, questi mattoni infiniti con la brandizzazione. Dio, è terribile, di come si usa Instagram, di come si usano. Chiaro, questo fa parte di tecnica perché stai parlando di una persona che manco un reel sa fare. Io quando dicono transition, i miei capelli diventano così. Come si chiama quella cosa transition? E io desidero imparare a fare quello, esce la scritta, quell'altro esce la scritta. Però comunque al di là della Neanche io tecnica, sono capace, quindi imparerò. Al di là della tecnica, io credo che al giorno d'oggi un giornale, un blog, una rivista sia molto semplice e vale la pena farlo, anche se all'inizio ha 300 seguaci e non ne ha 3000, anche se arriva a 3000 dopo 6 mesi e non dopo perché bisogna capire che molte ragazze attirano follower in tanti modi, ma non è detto che le ragazze che ne attirano di meno hanno contenuti meno interessanti. Non è così. no. Non è così. Il Beh, grado, le io ho view e i aperto la follow. pagina e quando l'ho aperta non pensavo certo di arrivare a 3.000 follower e basta, cioè alla fine ho aperto una pagina per parlare della mia passione che sono i libri,
Ovviamente sono felice di avere un seguito di questa portata, però non è che è nata con quell'idea lì, è nata perché avevo bisogno di parlarne con qualcuno e in quel momento l'unica cosa che vedevo, anche perché comunque è nata in piena pandemia e non è che ci avevo pensato molto, non avevo nessuno con cui poter parlare di tutti i libri che ho letto, ho detto, sai che c'è? Mi apro una pagina Instagram, se va bene, ok, altrimenti io parlo di libri e basta. Quindi penso che alla fine basta parlarne, l'importante è tu apri. Esatto. Allora, lo spirito di iniziativa premia sempre. Un giornalino, qualsiasi cosa premia sempre oggi, perché oggi per passare percepiti bisogna esprimersi, non è più come una volta. Non è più come una volta. Addirittura si ipotizza che in futuro ognuno di noi avrà 15 minuti di popolarità televisiva. Il mondo è cambiato, io sono per l'espressione, sono per i social. Un pensiero femminista, un pensiero di qualsiasi altro genere, di qualsiasi forma, deve essere espresso. Bisogna utilizzarli i mezzi, sono d'accordo. Quindi un giornale cartaceo, un giornale virtuale, una rivista, sì, va fatto. Anche se siamo in un mondo dove c'è la massa, quindi potrebbe capitare di essere impercepiti, ma i social devono essere utilizzati per essere percepiti. Quindi sì, senza scoraggiarsi, cercare di esprimersi, sì. Anche perché, come abbiamo detto prima, siamo in un mondo che ormai è tutto social, cioè è raro che qualcuno non è su un social network, che può essere Instagram, Twitter, Facebook, alla fine il mondo adesso si sviluppa prettamente su queste piattaforme, quindi secondo me è giusto buttarsi nelle esperienze e farle. Sì, Ma cioè, come dicevo prima, se va bene, ok, ben venga, ho avuto un'idea interessante che è piaciuta a tutti. Se va male, fa esperienza. Quindi, sì. Mi meraviglio del fatto che Instagram non abbia chiuso la diretta. Mi meraviglio infatti, proprio di questo. Forse è cambiata la legge, non lo so. non lo so. Allora, una persona ci chiede, ho visto che Sabatina ha scritto la prefazione al poeta De Gandia. Ci può dire qualcosa su di lui? Allora, sì, Mauro è un poeta che non è milanese. Io ho sbagliato in un video su YouTube. Non è che ho sbagliato, io ho detto che vive a Milano, però lui non è di origini milanesi. È un poeta, insomma, pugliese che insegna a Milano. E lui è risultato finalista al premio Nabokov e mi ha gentilmente chiesto la prefazione al libro di poesia, ma semplicemente perché io sono legata al premio Nabokov e perché ci unisce una stima. Quindi io ho accettato e ho scritto la prefazione. Ma non è l'unico, altre persone mi hanno chiesto delle prefazioni, dei saggi, ma sono io che non ho accettato. Non ho accettato perché il destino letterario di un autore è legato anche a una concatenazione di eventi. Io non è che posso scrivere la prefazione a una persona che non ha niente a che fare con me, perché la indirizzo male, la indirizzo male. Invece Cioè, Mauro è entrato in contatto con il premio Nabokov, quindi stiamo parlando di Andrea Giannasi, Pier Giorgio Leaci e tutte le persone che orbitano intorno al premio. E quindi sì, mi sono sentita di scrivere questa prefazione, però in tanti altri casi non dico di no, dico di no. Sono operazioni che avvengono non a scopo di lucro, io questo lo voglio chiarire. Noi tutto quello che facciamo a livello gratuito, non certo. lo facciamo per soldi, sono cose che noi veramente facciamo per amore della letteratura. E questo me ne fa onore, a prescindere, quindi. Vabbè, c'è qualcun altro che vuole fare qualche domanda? Vabbè, aspettiamo nel caso e vediamo. Comunque, continuo a dire che cioè, il libro di Sabatina va letto perché è davvero bello. Non è perché stiamo facendo questa diretta, però è davvero, davvero un libro interessante da leggere, sicuramente. Fa bene, come dicevo prima, fa bene al cuore comunque. Se vuoi ti posso leggere una piccola parte per chiudere, come vuoi. Sì, va bene, vai. Allora, io posso leggervi anche l'incipit, che di solito è quello che leggo spesso, che me lo stanno chiedendo. Vai, scegli tu il pezzo che preferisci e.
Ok, Origami è un meraviglioso Misanabim, dove le vite di Olga e Gustavo Miso si intrecciano nei particolari e nelle provocazioni proprie di tutti gli uomini. C'è una storia nella storia, che è un paradosso e una provocazione ironica. Non solo per questo, sono quasi sicura che Olga non troverà personaggi a lei simili. La sua vita non è banale, ma è un gioco che solleva problemi, come incroci immaginari tra la fantasia e la psiche. Soprattutto non so se quello che racconto ha avuto realmente luogo, ma mi risulta che di Olga ce n'è una sola. Anche di Gustavo ce n'è uno solo. I Miso erano grandi lettori, editori e giornalisti, ma il cognome richiamava anche un piatto tipico della cucina giapponese. L'evento della nascita di Gustavo era per il padre, il signor Miso, la gioia di un risultato genetico sorprendente. Il carattere recessivo dominava per la seconda generazione, giacché il padre aveva i capelli rossi e anche Gustavo era rosso. Un risultato che, a detta del padre, li rendeva come degli eletti. Salvo diverse testimonianze, la coppia si incontrò e mi piaceva immaginare lei in piedi vicino alla fontana della piazza, mentre mangiava un gelato, quando Gustavo, camminando sovrappensiero, le finiva addosso sporcandole di fragole il vestito. Ma il loro incontro non accadeva per una circostanza simile. E continua. Come dicevo, è proprio bello, è veramente un bel romanzo. Io lo consiglio a tutti, cioè, davvero. Grazie. No, sono sincera e cerco di esserlo il più possibile con le recensioni. Sia in collaborazione che non in collaborazione cerco di essere il più obiettiva possibile, perché un libro può essere bello, può essere brutto, ma è sempre soggettivo. Quindi se io dico che un romanzo non mi è piaciuto, non è detto che debba essere il più brutto in assoluto, oppure perché l'ho detto io allora è sicuro brutto. Quindi fatevi una vostra idea, prendete il romanzo, leggetelo e datevi una vostra opinione, che poi alla fine è quello più importante, voglio dire, Sì, quindi allora io leggo le email anche, leggo le email, se qualcuno mi vuole scrivere sabatina.napolitano@gmail.com mi può benissimo scrivere tranquillamente e penso che abbiamo dato delle informazioni importanti. Grazie Ilaria, grazie mille davvero per questo interessamento. Vedrai che ne grazie. verranno tante di dirette. Vedremo e speriamo a questo punto. Va bene. Grazie a te per essere stata con noi. Buona serata, ciao. Ciao. Grazie a tutti.